Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo la differenza che c'è fra radionica e radiostesia. Ma prima di iniziare a fare questo vi chiedo di iscrivermi al canale YouTube di Ildegada, al canale YouTube del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Vi ricordo che in Telegram alle 20:30 ogni lunedì Ildegada e Marietto Veneziano, coattivati da Midas, tengono un percorso esoterico. Poi un'altra cosa, mi raccomando, scrivete sotto la descrizione nei commenti qualche domanda se siete interessati ad avere delle risposte tramite YouTube. E vi ricordo sempre di non farmi domande se faccio risposte gratuite in PVT, perché vi ho già detto che ci sono delle finestrelle al mercoledì sera alle 8:30 e al sabato alle 14, dove il vostro Marietto Veneziano per mezz'ora darà delle risposte coadiuvate da Hildegard. Bene, iniziamo a parlare un po' della differenza grossa che c'è fra quadranti radiostesici e circuiti radionici. Allora, è una differenza molto semplice, ma molti quando entrano nel mondo della radiostesia, e vi ripeto che il mondo della radiostesia fino a qualche anno fa si chiamava rabdomanzia, e vi ricordo anche che la rabdomanzia è una scienza, una materia che si usava già più o meno 4-5 mila anni fa. Ad esempio si usava la rabdomanzia quando gli eserciti romani dovevano spostare 30-40 mila soldati e durante i loro cammini, visto che non esisteva il GPS, usavano dei rabdomanti per trovare l'acqua per abbeverare le truppe. Quindi vedete che la rabdomanzia ha una storia immensa, cioè non è una materia di quelle nuove, di quelle new age, tipo che si vedono nei vari social. È una materia che è sempre esistita, è sempre stata celata, i cabalisti l'hanno sempre usata da almeno 6.000 anni. Adesso si chiama radioestesia e all'inizio, prima di radioestesia, si chiamava radioestesia. Quindi cos'è questa radioestesia o rabdomanzia o radiestesia? È praticamente la possibilità tramite uno strumento, oggigiorno si usa il pendolo, all'inizio si usava ad esempio un legno, poi un legno biforcuto, poi si usavano delle stanghette di metallo e quant'altro, che dà la possibilità a chi lo usa di poter tramite il braccio leggere nel proprio subconscio. E questa è la radiostesia. Poi è nata nel tempo anche la radionica, o circuiti radionici, che sono delle onde di forma, delle onde di, come si suol dire, di forma che sfruttano delle forme geometriche che in teoria dovrebbero e sono sacre. Quindi si sono unite queste due cose, quindi il radiostesista, che praticamente adesso si usa un pendolino, riesce a leggere nel suo subconscio, chiaramente dà dei risultati buoni. Allora il problema è capire, no? Capire come mai c'è un radiostesista bravo e uno meno bravo. La differenza sta nell'anima. Più l'anima è antica, più l'anima ha tanti anni, più l'anima è discesa tante volte e più chiaramente nel suo subconscio e nel suo inconscio ci saranno molte più informazioni. Quindi la differenza sostanziale, oltre a essere un dono, no, è che l'anima antica, per forza di cosa, avendo più nozioni di questo piano vibrazionale, avrà più facilità a captare le onde di forma, le scie energetiche delle persone. Poi invece la radionica sono dei disegni fatti o su pietra o su fogli di carta o su legno, che usati in un determinato modo lanciano tramite delle, come si suol dire, operazioni di vitalizzazione, lanciano verso il testimone, verso la persona che deve ricevere, o la cosa che deve ricevere, o l'animale che deve ricevere l'onda di forma, delle energie che vengono chiamate onde di forma. Poi nei vari periodi, nei vari anni, questa radiostesia si è divulgata, ma è sempre esistita ed è sempre stata tenuta segreta. Bisogna anche ricordare un parallelismo, cioè qualcosa di vicino,
che ci sono delle persone che possono iniziare a studiare la radiestesia, sebbene non sono come si suol dire, delle anime antiche, e sarebbero delle persone che nell'esoterismo sarebbero messi come degli illuminati, quelli che salgono, no? Invece le anime antiche, quelle che brave, possono essere paragonate agli avatar, quelli che scendono. Gli avatar sono quelle entità che scendono per aiutarci, e poi ci sono invece quelli che salgono, che sono gli illuminati. I cabalisti praticamente quando salgono questa scala esoterica diventano illuminati. Invece gli avatar sono esattamente l'opposto, sono persone che sono nei piani altissimi vibrazionali, che scendono, sono entità, non persone, no? E questo è quanto può fare un radioestesista. Ci sono quelli che iniziano e diventeranno bravi nei vari corsi della loro vita perché si sono avvicinati alla materia, e poi ci sono invece quelli, le anime antiche, che scendono, e quindi praticamente, oltre ad avere il dono di studiare la radionica e la radioestesia, hanno anche dentro il suo subconscio tutta la storia e tanti anni di umanità. Questa è come si dice, in grande stile, in poche parole, il sunto di cos'è la radionica e la radioestesia. Quindi la materia, una delle scienze più vecchie che esista su questo mondo, a parte la matematica, è sicuramente la radioestesia. Ve lo ricordo, è sempre stata usata nei tempi antichi per poter ricercare l'acqua, oppure era anche usata per cercare dei posti dove costruire delle abitazioni. Perché? Per il semplice fatto che già 2 o 3 mila anni fa si erano resi conto che costruire abitazioni in alcuni posti era più efficace che costruirle in altri, e allora si usava chiamare il rabdomante, che valutava se sotto c'erano dei corsi d'acqua, se c'erano delle falde e quant'altro. Quindi è questo il punto. La radioestesia ricerca le scie energetiche col pendolino o con vari strumenti, e la radionica invece, tramite delle forme geometriche che possono anche essere definite sacre, lanciano questa energia che si chiama onda di forma. Poi è chiaro che con l'evoluzione dei computer e la possibilità di disegnare con dei programmi specifici su dei fogli, la radionica negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione immensa. Il vostro Marietto, la prima volta che ha visto dei circuiti radionici, quadranti radionici, circuiti radionici, la prima volta che ha visto i quadranti radiostesici aveva 10 anni, circa 48 anni fa, ed erano in mano a un pretino. Ve l'ho già raccontata la storia, potete andarlo a vedere nelle pillole, e questo pretino teneva questi quadranti radiostesici in modo geloso, perché fino a qualche anno fa questi quadranti radiostesici erano tenuti da questi gruppi misterici in modo molto geloso. Poi, chiaro, con l'evoluzione della rete, con l'evoluzione dell'informatica, la cosa si è sparsa. Però non ha niente a che vedere la radioestesia col New Age. È sempre esistita e sempre esisterà. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.